scelto questa professione perché avevo una nonna che aiutavo in casa e poi mi è venuta la possibilità di lavorare, fare questo corso e ho provato a farlo perché mi piace stare con gli anziani, aiutare. Ho scelto questa professione perché ho sempre voluto cercare di fare bene al prossimo, è una professione che ti arricchisce molto dentro. Poi, da quando ero più ragazzino, avevo la mia nonna che era ricoverata nel reparto di geriatria e lì io mi sono innamorato del lavoro dell'operatore perché ho visto come si prendevano cura di mia nonna. Ogni giorno nel nostro lavoro è un giorno diverso e ogni giorno posso dire che mi sento sempre più arricchito di aver aiutato il prossimo, di aver aiutato l'ospite. Il bello della mia professione come OS è che ogni giorno mi rapporto con persone che possono essere colleghi, pazienti, che giorno per giorno, pur essendo le stesse persone, mi insegnano, da cui veramente imparo tanto. Chi intraprende questa professione dovrebbe avere una caratteristica principale che è quella della relazione, di tutti i vari aspetti della relazione. L'operatore sociosanitario fa parte di una equipe multidisciplinare che comprende il medico, l'infermiere, lo psicologo, l'educatore e il coordinatore socioassistenziale e il coordinatore infermieristico che supervisiona. L'operatore sociosanitario all'interno dell'equipe si occupa delle attività di base dell'ospite e instaura con queste attività una relazione e che contribuisce al benessere stesso dell'ospite.